Esordio della nuova squadra dell'Akragas ieri pomeriggio allo Stadio Seneto di Agrigento. L'occasione è stata quella del trofeo in memoria di Giovanni Alessi, un triangolare cui hanno partecipato le squadre del Sant'Agata, dello Sciacca e i giocatori dell'Akragas. All'evento erano presenti pertanto il loro saluto, un augurio alla squadra per un buon campionato e facendo anche l'auspicio per una promozione alla serie superiore, il presidente regionale della Lega Calcio Santino Lopresti, il vicepresidente nazionale della Lega Sandro Morgana, il sindaco Firetto, l'assessore Amato, l'ex presidente Amico. Prima della gara la presentazione ufficiale dei giocatori, dello staff tecnico, dell'allenatore al pubblico presente in tribuna. Il presidente Giovanni Castronovo all'inizio della partita ha portato un mazzo di fiori presso la curva dove è esposto la foto di Giovanni Alessi. Il memorial è stato vinto dalla squadra del Sant'Agata, che prima ha anche battuto lo Sciacca per 3-0, è sembrata più in forma delle altre due. Intanto il presidente ha promesso un nuovo acquisto, una ciliegina prima del termine della campagna acquisti. Domenica prossima si farà sul serio con la Coppa Italia al via contro il Pro Favara, che si giocherà all'Esseneto. Di fare un campionato per cercare di dar seguito alla promozione ottenuta a tavolino, ottenere una sul campo. Sappiamo che ci sono avversari agguerriti, forti, noi ci metteremo anima e corpo, siccome ci chiamiamo Akragas giocheremo sempre ovunque per vincere, poi se l'avversario è più forte gli stringeremo la mano. Qualcosa di tecnico, una bella squadra con tanti acquisti. Abbiamo preso un ottimo direttore sportivo, un grande allenatore, qualcosa di calcio la capisco pure io, per cui penso che stiamo allestendo una bella squadra e prima dell'inizio del campionato qualche altra sorpresa non la escludo. Non solo dell'Akragas, ma vi sono altre due società, Sciacca e Sant'Agata, che a me piace salutare, quindi e nella presenza di queste tre squadre non dico era doveroso, essendo che da Agrigento, ma diciamo mi fa piacere veramente. In più apprezzo e vedo che c'è un bel pubblico, quindi io spero che l'entusiasmo poi sul campo possa trasformarsi in realtà. Faccio tanti auguri non solo all'Akragas, che qui è la società che ospita, ma faccio anche tanti auguri alle altre società. Mi auguro che sia un ottimo campionato, ci sono tutti i numeri, abbiamo delle squadre sia in eccellenza ma anche in promozione, che sono i gironi, le categorie che noi abbiamo già definito, e anche per quanto riguarda il calcio C1. Sono qui perché io credo che questa sia una giornata importante, il ritorno dell'Akragas nel campionato maggiore siciliano, nel campionato di eccellenza, alla luce di una ricostituita società, alla luce di progetti e programmi importanti, quindi io sono qui per salutare questa iniziativa e con la mia presenza dire a tutti che questo comitato, questa Federcalcio siciliana garantisce il rispetto delle regole sopra ogni cosa, e quindi tutti quelli che si preparano e si preparano bene avranno le garanzie necessarie per poter portare nel rispetto delle regole avanti i propri programmi, su questo non c'è dubbio. Diciamo che siamo in fase di completamento, la squadra sta lavorando bene, fortunatamente tranne qualche piccolo acciacco i ragazzi hanno affrontato in maniera seria e professionale questo ritiro che abbiamo fatto in sede, però abbiamo lavorato con doppie sedute, hanno capito che rappresentare questa città bisogna fare qualcosina in più rispetto alla categoria sotto tutti i punti di vista. Fortunatamente siamo stati bravi, più che altro la società sotto mia indicazione, a prendere dei profili giusti. Certo poi ci sarà il campo che dirà la sua, però comunque ci sono i presupposti. Ora aspettiamo ancora qualcosina dal mercato e poi potremmo dire di essere completi. Il futuro dell'Akragas continua grazie anche a lei, Presidente Bottone. Lei l'anno scorso ha fatto tanto per lanciare una squadra che era andata persa, insomma. E quando nessuno più credeva alle sorti dell'Akragas abbiamo raccolto, grazie anche all'impegno di Giovanni Amico, le ceneri di quella che fu l'Akragas, abbiamo tenuto ha portato avanti un campionato con difficoltà, però abbiamo raggiunto quello che era l'obiettivo minimo, che era quello di arrivare ai playoff. L'abbiamo ottenuto e poi siamo stati premiati nel ripescaggio, che era diventato poi un fatto meramente amministrativo, avevamo i titoli per essere ripescati, ora siamo in eccellenza e grazie all'impegno della nuova società speriamo di fare un ulteriore passo avanti e di poter arrivare in Serie D, che è quello, diciamo, il campionato che più ci avvicina a quelle che sono le aspettative della tifoseria di Agrigento.